Abbiamo voluto festeggiare ovviamente la festa europea della musica, l'abbiamo fatto da lavoratori perché vorremmo tanto che si istituzionalizzasse questa giornata, perché lo scenario è splendido e se quest'anno cominciamo in maniera, come possiamo dire, virgolettissime, dilettantesca, perché è la volontà di alcuni lavoratori, magari l'anno prossimo con la cooperazione tra il Comune e il Teatro Lirico questo parco veramente ne potremmo godere. Non vi posso promettere quanti appuntamenti, però se sensibilizziamo tutta la città al fatto che questo parco è magnifico, visto che l'hanno intitolato alla musica, insomma il nostro è soltanto darvi un esempio di quello che può essere, e magari non soltanto il 21 di giugno chiaramente, ma usarlo tutta l'estate. Le performance, la maggior parte di voi avete un foglietto, un programma. Si svolgeranno il primo numero, che è quello di prosa e musica, su questo piazzale, poi ci sono la formazione, il quintetto di fiati, la formazione Quando il serpente forse aveva la luna, le parlò con una voce che risuonava tra le foglie come un campanello d'argento, ma accadde che poi le sussurrasse anche qualcosa all'orecchio, piano, indicibilmente piano, qualcosa che non si dice nelle scritture, neppure Dio sentì che cosa le sussurrasse di preciso, con tutto che anche lui ascoltava. Gli dicevo no, è la sola via da scegliere, buoni amici e nulla più. Anche se la notte è splende in cielo, anche se la notte è calma e senza velo, non si deve andar più in là, eh? Sì, è meglio esser fredda e senza cuore, ma lasciarsi andare non si può, non si sa quel che può accadere, bisogna sempre dire no.